C'era una volta un cielo infinito, luminoso come non mai, pieno di stelle che brillavano dolcemente. Ma non erano solo stelle, erano anime, anime di persone che avevano camminato sulla terra, come tutti noi, ma avevano trovato la via della luce, della bontà, dell'amore puro. Quei santi, che forse non conosciamo di nome, sono ora lì, sopra di noi, a vegliare, a pregare, a sorridere su di noi. Immagina un luogo pieno di pace, dove nessuno soffre più, dove tutto è perfetto e la bellezza è più grande di quanto il cuore possa immaginare. Le anime sante che hanno vissuto tra noi sono arrivate lì, in quel regno di luce, attraverso le difficoltà, i dolori, le gioie e le scelte che hanno fatto ogni giorno. Erano uomini e donne semplici. Alcuni erano poveri, altri ricchi. Alcuni vivevano nel silenzio, lontano da tutti, altri parlavano al cuore delle persone ogni giorno. Pensiamo a una giovane madre che nella sua piccola casa ha cresciuto i suoi figli con amore e pazienza, senza mai arrendersi anche nei giorni più difficili. Lei è ora in cielo e la sua vita, che sembrava così comune, è invece piena di una bellezza straordinaria. Il suo amore semplice e puro ha brillato, anche se nessuno lo ha notato qui sulla terra. O un uomo che lavorava con le sue mani, giorno dopo giorno, senza mai chiedere niente per sé. Ha vissuto una vita di fatica, ma nel suo cuore ha custodito una fede forte che lo ha portato a vedere Dio in ogni cosa. Ora è tra i santi, anche lui nascosto nella grandezza di quel cielo. Ci sono santi che hanno sofferto, che hanno pianto, che hanno conosciuto la solitudine, ma non si sono mai lasciati vincere dal dolore. Hanno creduto fino in fondo che la loro sofferenza aveva un senso, che ogni piccola croce era un passo verso la vera felicità. Forse non li ricordiamo con il loro nome, ma sappiamo che hanno vissuto accanto a noi e le loro vite sono state come candele che hanno illuminato il cammino di altri, anche se in silenzio. Nel cielo essi non sono più nascosti, brillano come stelle luminose insieme a tanti altri, in quella folla senza fine di anime che hanno amato, servito, sofferto e vissuto con il cuore rivolto verso Dio. Sono ovunque, sopra di noi, come una pioggia di benedizioni, pronti ad accompagnarci nei momenti difficili, a guidarci verso la luce. E così, ogni volta che alziamo gli occhi al cielo e vediamo le stelle, possiamo ricordare che non siamo mai soli. I santi sono lì, testimoni silenziosi del fatto che la santità è possibile per tutti, che anche noi, nelle piccole cose di ogni giorno, possiamo seguire le loro orme. Non servono grandi gesti, servono cuori semplici, cuori pieni di amore. E allora, anche nelle giornate più grigie, possiamo trovare speranza, perché sappiamo che quei santi non erano eroi lontani, irraggiungibili. Erano persone come noi, che con ogni atto d'amore hanno costruito un ponte verso il cielo. E questo ponte è lì, anche per noi. Oggi celebriamo la solennità di tutti i santi, un giorno di gioia e di speranza per noi cristiani. È la festa di tutti coloro che hanno vissuto nella fede e ora godono della luce eterna di Dio. Una moltitudine immensa di persone che hanno attraversato il cammino della vita con amore, perseveranza e fiducia in Dio. Questa festa ci ricorda che siamo tutti chiamati alla santità, alla gioia senza fine nella presenza di Dio.
Nel Vangelo di oggi Gesù ci parla delle beatitudini. Le beatitudini sono promesse di felicità per chi vive con un cuore puro, per chi ama la giustizia, per chi è misericordioso, per chi è povero in spirito. Sono parole di speranza e ci indicano la strada per avvicinarci a Dio. Essere santi non è qualcosa di riservato a pochi eletti, ma un invito per tutti. Ogni giorno, con piccoli gesti di bontà, di pace e di perdono, possiamo costruire un mondo migliore e rendere più visibile il regno di Dio sulla terra. I santi sono per noi un esempio luminoso. Hanno vissuto come noi, affrontando difficoltà, dolori, tentazioni, ma con il cuore rivolto a Dio. Sono stati uomini e donne che, nonostante le loro fragilità, hanno camminato con fede, cercando di amare Dio e il prossimo. La loro vita è una testimonianza di speranza, che ci sprona a camminare con fiducia anche quando il percorso sembra difficile. Sappiamo che Dio non ci lascia mai soli e ci dona la forza di andare avanti. Questa festa è anche un'occasione per ringraziare Dio per i santi che abbiamo incontrato nella nostra vita, persone semplici, magari non conosciute al mondo, ma che con il loro amore e la loro bontà hanno lasciato un segno nei nostri cuori. Essi ci ricordano che la santità può essere vissuta nella quotidianità, nelle piccole cose, nei gesti semplici, nel servizio agli altri. Oggi, mentre ci uniamo a questa grande festa della Chiesa, chiediamo a Dio di sostenerci nel nostro cammino. Chiediamo la grazia di vivere con un cuore puro, libero, aperto agli altri, capace di perdono e di amore. Siamo tutti chiamati a essere santi, a portare nel mondo la luce di Cristo. Che questa festa ci ispiri a vivere ogni giorno con fede e speranza, sapendo che anche noi, come i santi, siamo chiamati alla gioia eterna, alla visione di Dio e a vivere per sempre nel suo amore. Buona festa di tutti i santi! Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.